Ciao a tutti, io sono Sara. Vi siete mai resi conto che siamo circondati di parole? Migliaia di parole, forse milioni. Le parole si turbinano intorno come fiocchi di neve, tutte diverse, ma Melody, la protagonista di questa storia, si sciolgono in mano prima che lei le possa toccare. Ciao a tutti, io invece sono Amanda. Abbiamo scelto questo libro perché tratta una tematica molto importante, la disabilità, che può impedire di comunicare. Abbiamo diviso la storia in before and after. I pensieri hanno bisogno di parole, le parole hanno bisogno di voce. Tutti si esprimono con le parole, tutti tranne Melody. La maggior parte della gente non è consapevole del vero potere delle parole. Lei invece sì. Immaginate di nascere senza poter dire una parola, senza poter dire ai propri genitori quanto gli vogliamo bene e quanto siamo loro grati per quello che fanno per noi. Melody soffre di tetraplegia spastica, detta anche paralisi cerebrale, una condizione che limita l'uso del corpo ma non della mente. Lei è incapace di dimenticare qualcosa, tiene stipato nella mente ogni attimo della sua vita. Non può condividere niente di tutto questo con gli altri, ma niente se ne va mai via. È come se avesse una videocamera in testa. Se vede o ascolta qualcosa, schiaccia il pulsante e tutto rimane impresso. A volte vorrebbe che la sua mente fosse provvista del tasto cancel. E quando non viene compresa, Melody perde il controllo. Le braccia e le gambe si tendono e cominciano a sferrare i colpi alla cieca. Anche la faccia si contrae e ha bisogno di urlare, strillare e di muoversi. Se queste azioni sono parte di lei, mi chiama Tornado. Melody ha cominciato ad andare a scuola e è inserita in un programma speciale con altri bambini che hanno diverse disabilità, in cui ogni anno ripetono quello che hanno fatto l'anno prima, solo con una nuova insegnante. È l'alunna più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti, compresi gli insegnanti e i medici, ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento. Un giorno nella scuola di Melody parte un programma di inserimento chiamato Classi Inclusive. Queste classi dovrebbero dare ai bambini come lei la possibilità di interagire con quelli che tutti chiamano bambini normali. Ma che cosa vuol dire normale? Bah. Prima di arrivare in quinta elementare, Melody pensava che sarebbe stato bello avere come Garfield una nuvoletta sopra la testa, con su scritto ciò che pensa. Fu così che insieme a Catherine, la sua aiutante scolastica, iniziò a cercare sul web un computer che offrisse la possibilità di comunicare a persone come lei. Ricerca dopo ricerca trovarono il Meditalker. All'improvviso Melody riesce a relazionarsi, poco per volta, con i suoi compagni e i suoi professori. Anche se adesso può parlare con gli altri tramite il Meditalker, sa di non far parte completamente del gruppo. Infatti la sua compagna, alla prima possibilità di liquidarla, va dalle altre sue amiche e la lascia da sola. Un pomeriggio il signor Dimming fa sostenere una prova per selezionare gli alunni che avrebbero partecipato ad una gara a quiz, che ogni anno seleziona le squadre migliori per partecipare alla finale nazionale di Washington. Per la sua intelligenza, Melody viene presa in squadra. Ovviamente non tutto è positivo, compagni sospettosi e invidiosi, problemi a relazionarsi con gli altri e a partecipare a quel che viene proposto, la delusione di venire esclusa. Speriamo di avervi incuriositi e di aver acceso il desiderio di fare amicizia con questa ragazza così speciale.